Coach, le impressioni del livello generale del torneo, che ti sembra di questo museo del basket? Allora, parto da quello che sconvolge di più, che secondo me è il museo del basket, perché il museo del basket è proprio storia della pallacanestro. Io a memoria ho visto le prime partite nell'83, quindi qualche annetto è passato e sono 30, però qui c'è veramente tutto quello che io ho percorso da appassionato, da mini giocatore, da giocatore allenatore, tutto. C'è tutto e mi riporta soprattutto, credo che la cosa che sconvolge sia il fatto che vedere determinate maglie ti riporta subito alla testa a determinate partite, a determinati gesti tecnici. Certo. A vedere la maglia dell'Heineken Livorno, la testa al tuffo di McAdoo in una finale scudetto è venuto subito immediato, per cui è assolutamente straordinario. Complimenti ad Alberto, che ha la forza, perché ci vuole forza, volontà, determinazione di insistere per avere una tale collezione assolutamente straordinaria. Hai visto anche le prime partite, come ti pare a livello generale? Allora, il livello come sempre è buono, perché ci sono giocatori interessanti. Tra l'altro queste annate 94 secondo me sono magari un po' meglio della 93, per cui è un po' magari più alto rispetto all'anno scorso. È ovvio che adesso ho visto la favorita d'obbligo, che è la campione uscente della Virtus Bologna, che oggettivamente, sia per le qualità fisiche e tecniche dei giocatori, che sono già ormai giocatori senior e hanno fatto esperienza in A1, è assolutamente la favorita. Però ho visto altre squadre, ho visto ad esempio una partita che ha avuto tutto come potenzialità, ovvero Moncalieri Virtus Roma, che viceversa hanno avuto pessime percentuali, però sono due squadre assolutamente strutturate. La sorpresa della giornata è stata la Iventello, rifilato da Siena a Casal Pusterlengo, in un girone che si preannuncia veramente duro e difficile. Adesso sono curioso, perché effettivamente Biella Armani secondo me è già una partita molto importante anche per le posizioni che conteranno. Andiamo a vedere. Tra l'altro infatti sono squadre che si conoscono a memoria, ecco, però ammetto che questo museo merita, e spero che veramente venga visitato da tutti e non solo gli appassionati di basket, perché qui c'è molto oltre, insomma.